Tra l'inverno che le darei preparare la primavera, tra il carnevale e la quaresma, quanti rob me vengono su tagliucci, quanti notizie. Sono giorni pieni di notizie, di cose che vediamo, anche al limite contraddittorie, ma appunto sono giornate in cui siamo interessati da fatti quotidiani, normali per tutti, invece altre vicende molto grandi, molto importanti, purtroppo anche molto drammatiche. Beh, questa avete riconosciuto è l'Ucraina, o Ucraina, purtroppo coinvolta da questa invasione che sta subendo, che speriamo si concluda al più presto. E sperare vuol dire che la gente, i responsabili si devono muovere, e poi chi vuole può anche muoversi con la preghiera, con la riflessione, col digiuno, come ha proposto il Papa per domani. Domani è il mercoledì delle ceneri ed è il primo giorno di Quaresima per tutto il mondo, per tutta la Chiesa che c'è nel mondo, e appunto, vista la situazione, il Papa ha proposto questo momento ha chiesto di preghiera, digiuno e riflessione. Ognuno lo vivrà come può. Nella riflessione ci metterei anche la conoscenza della realtà, di come stanno le cose. Sono giorni in cui ricordiamo anche avvenimenti non molto lontani, ma comunque passati, che però abbiamo ancora nel cuore. Oggi, in cui prende Mars, l'anniversario, il 10° anniversario della morte di Lucio Dalla, che sappiamo era nato il 4 marzo 1943, come diceva in una sua canzone, una delle sue più famose, forse la più conosciuta da molti, e Dalla che aveva messo nelle sue canzoni anche tanto di religioso, di qualcosa che riguardava la fede, certo dal suo punto di vista personale probabilmente, ma comunque tanta riflessione nelle sue canzoni. Basti pensare anche a Piazza Grande, a Caro amico ti scrivo, ecco, tutte canzoni che abbiamo ancora nelle orecchie, e Lucio ci ha lasciato appunto 10 anni fa, in questo marzo che incomincia. Parlavamo dell'Ucraina, e ai confini con l'Ucraina c'è la Moldavia o Moldova, parlando con delle persone originarie di questo stato, di questa regione, dicono che appunto oggi Merzishor, spero di averlo pronunciato bene, non si offendano gli amici moldavi, è appunto una festa che si pone all'inizio di marzo, in cui vengono intrecciate delle cordicelle, dei ricordini, dei cuoricini, dei fiorellini con i colori bianco e rosso, come segno di buon augurio per l'inizio di questo mese, che al suo interno ha, come sappiamo, l'equinozio di primavera, quindi comincerà la primavera. E quindi siamo appunto presi tra notizie non belle da chi sta soffrendo, e notizie belle comunque di chi vuole conservare le proprie tradizioni. Anche questo è molto bello. E noi, che tradizione guiamo, io ho reçu fare la cassola del carnevale, un carnevale un po' triste, devo dire, purtroppo, perché domenica era la domenica grassa, in cui le martedì grasse, e come sei un cambrosian, dei fatti il carnevale dura 4 giorni in più. Noi cominciare la quaresma domenica che viene e minga domani, però chiaramente anche qua a Milano chi volesse aderire a quel momento che si diceva prima lo può fare, ci mancherebbe altro. E pensiamo appunto, abbiamo nel cuore questo momento. Queste sono le bandiere, tutte le vedete, la bandiera italiana al centro e ai lati 2 bandiere dell'Ucraina e dell'Unione Europea. Queste erano posizionate a Paderno Dugnano ieri,
come in tante altre città ci sono state manifestazioni di solidarietà con il popolo ucraino, di condanna della guerra, di partecipazione a questo momento così drammatico, anzi così tragico per alcune persone, e però è stata una manifestazione importante, c'erano tanti, anziani, adulti, giovani, famiglie, bambini. Ho fatto alcuni video, li pubblicheremo successivamente. Queste sono le bandiere per ricordare che chiaramente siamo in Europa, l'Ucraina avrebbe tutto il titolo per essere coinvolta nell'Unione Europea, ma secondo me anche la Russia, perché ricordiamoci che la Russia è Europa. È Europa. Quando guardiamo il Cremlino costruito sul disegno di architetti italiani, non possiamo dimenticare queste cose. Certo, la Russia è un grande stato che abbraccia anche una larga parte dell'Asia, della Siberia, ma la cultura, la musica, l'arte, la religione stessa, tantissime cose, appunto, ne fa una parte d'Europa, fa parte di quel polmone orientale con cui l'Europa respira, dovrebbe respirare. E appunto a questi due polmoni, orientale e occidentale, si fa riferimento senz'altro anche quando si vuole invocare la Madonna di Fatima, che è stata pregata in questi giorni, lei che aveva detto di pregare per la pace nel 1917, in piena prima guerra mondiale, ai tre pastorelli, e che in una preghiera di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze per 3 mandati, ormai diversi decenni fa, negli anni 50 e 60, sindaco che, come diceva lui, doveva aggiustare le lampadine, ma doveva anche darsi da fare per la pace nel mondo, e che in una sua preghiera appunto invoca la Madonna di Fatima e la Madonna della Tenerezza di Kiev e di Mosca. Si può dire veramente di quest'uomo che è stato un profeta, e come tutti i profeti purtroppo a volte non è ascoltato, ma quando ci si accorge della sua voce forse ci accorgiamo che sarebbe bene ascoltare le sue parole. Ecco, con questa chiacchierata che mi è andata anche più lunga del previsto, ma ho voluto mettere insieme appunto tante cose di queste giornate, e si sentiremo i prossimi dì. Ciao a tutti!